ci siano state 1400 persone che hanno raccolto delle firme in sostegno di un primario chirurgo. Ormai tutta la valle, perché la valle è come un piccolo paese, sa che il primario della chirurgia è il primo a arrivare in ospedale, che talvolta dorme qui dentro, che ha sacrificato tutta la vita anche familiare e affettiva per questo lavoro. E questo probabilmente avrà rotto degli interessi locali, delle piccole lobby locali. Capisco però tutto questo, le stavo dicendo, capisco meno che si arrivi addirittura a elencare dei casi di errore chirurgico che non ci sono di fronte a quelle che sono. Guardi che su questo io sono non solo tassativo, ma sono feroce. Non sono 10 casi di errore chirurgico. Ma non ha capito che questa è tutta una messa in scena contro una persona che è stata presa per questioni di urto personale e di rapporti interni di una divisione. Cioè è una bega tra medici, secondo me? È una bega tra medici alla grande. Sarà una bega, però della situazione di questo reparto si sono occupati sia i sindacati sia la Lega Nord, che in Valle Camonica è il partito più votato. Essere di CL o della Lega o di Rifondazione Comunista, l'importante è che sia bravo di operare, perché se uno che è un macellaio può essere della Lega, macellaio comunque. Il problema è questo. Io dico sempre, politicamente, questo è il ragionamento giusto. Io mi faccio operare da uno di Rifondazione che magari in questo momento è dall'altra parte della barricata, no? Dopo politicamente ci faremo fuori, però so che quello è in grado di operarmi, ma se io devo prendere un calzolaio leghista perché è leghista, sono sicuro che mi uccide sul letto, no? Il direttore generale ci chiama nel dire io qui questo esposto cosa facciamo? E noi gli abbiamo consigliato di dire fai fare una perizia. Non lo so, mi viene adesso di pensare. Ci saranno delle cartelle cliniche che riscontrano questa, o è svanito tutto, non lo so. E lì si scopre che allora la politica purtroppo è arrivata in una logica di lottizzazione, dove i primari hanno anche, come dire, una nomina, certo, che viene fatta dal direttore generale, ma che dietro c'è un sistema di potere che, come dire, uno alza le mani e dice io non ci posso fare niente. Come sempre la Lega denuncia alcune cose importanti e quando vede che dentro c'è il potere vero, a un certo punto tira i remi in barca e abbandona le sue battaglie. Ma cosa ha affermato la Lega che era così inferocita? L'arrivo di questo parere. Non posso andare a interferire su una dichiarazione di tecnici specialistici, perché ho letto i nomi, sono dei primari di primo ordine della provincia di Brescia. Voi avete così ricoperto la Valle Camonica di questi volantini. L'anno scorso c'era giustamente una protesta, abbiamo chiesto al direttore generale spiegazione, abbiamo chiesto documentazione, il direttore generale ha fatto arrivare 2 periti a verificare i presupposti malpractice, sono stati i periti a esaminare i casi e i periti hanno scritto una perizia, l'hanno firmata e i periti sono dei professionisti che lavorano in altra sede e non in quella sede lì. Uno dei 2 cattedratici di Brescia che ha dato un parere sul dossier inviato dai medici al loro direttore generale è il professor Giulini, preside della facoltà di medicina e chirurgia. Lo rintracciamo al telefono. Vorremmo anche sapere qual è tutta la documentazione che hanno potuto visionare. Quella però è una vicenda molto privata, molto delicata, non credo di poter fare particolari dichiarazioni in proposito. Mi chiedevo se lei ha potuto, diciamo, controllare tutta la documentazione clinica legata a questi casi e se questa è a tutti gli effetti una perizia. No, in termini giuridici non le so, non penso che questa si possa considerare una perizia medico-legale vera e propria. Ha potuto controllare tutte le cartelle in questione? Io non posso darle informazioni di questo tipo, però non so, io non la definirei una perizia. Mi ha chiarito le idee, insomma utilizzerò le cose che ci siamo detti anche al telefono, visto che lei e il suo parere siete tirati, e il vostro parere siete tirati in ballo spesso, siete citati da più persone, insomma. Va bene. Quindi chi ha firmato questo documento, che assolve il dottor Colombo, non ha dubbi. È un parere complessivo, non una perizia medico-legale. Per questa ragione il consigliere e il sindacato vanno in procura e 3 chirurghi in rappresentanza di tutti si rivolgono alla Guardia di Finanza di Bergamo.
Questo accadeva il 1° dicembre del 2008. La procura deciderà, se vorrà decidere, penso proprio che il nostro dovere l'abbiamo fatto. E più di così io non so veramente cosa dirle. Per telefono non gli dico niente, però credo a me, sono cose più grandi di noi. E oggi che aria tira dentro al reparto? In molti sembrano essere interessati alla nostra presenza, ma nessuno si prende la responsabilità di parlare con noi. Lei non ha nulla da dirci? No. Va tutto bene? Non ho nulla da dirvi. Vorremmo capire che problema c'è, se c'è qualche problema. Io le posso dire che i problemi che ci sono, c'erano, ci saranno, li abbiamo già illustrati al nostro direttore generale, con magari anche qualche struttura più elevata del direttore generale. Ma il direttore generale mi dice che è una questione di beghe fra medici. Non credo, comunque, cioè, non è così, non è una questione di beghe fra medici. È una Infatti io vengo da Roma per capire. Professionale, non di beghe fra medici, non c'è nessuna bega. Non capisci se è un problema di malpractice oppure no? Quello abbiamo già riferito a chi di dovere, tutto. Non mi può fare una battuta? No, non posso. Grazie, arrivederci. Arrivederci dottore, grazie. Le voci che mancano in questa storia sono sempre state quelle dei pazienti. Qualcuno di loro ci contatta e chiede di restare anonimo. Una madre ci racconta del suo bambino che arriva in ospedale con una semplice appendicite. Il primario lo opera, ma qualcosa è andato storto. Nei giorni successivi questo bambino non si riprendeva, aveva sempre dei forti mal di pancia. Non resta che riportare il ragazzino in sala operatoria, dove si scopre qual era il problema. Altre 2 ore di operazione. Io ho intravisto l'anestesista, mi ha detto che quando hanno riaperto il bambino dentro hanno trovato di tutto e di più, cioè all'interno dell'addome il bambino aveva tutto scombussolato. Il bambino era lì da 10 giorni per un'appendicite ed era ancora lì operato per la seconda volta. Non guariva, non se ne veniva fuori. Forse dopo la prima operazione il piccolo paziente era stato richiuso troppo in fretta. Appena il bambino è in grado di rialzarsi, la madre lo porta di corsa all'ospedale di Brescia. Arriva appena in tempo. Quando è arrivato giù a Brescia era quasi a rischio di trasfusione. Tutto per non voler trasferire il bambino subito. Anche questa signora racconta di aver salvato suo marito. A causa dell'ostinazione nel confondere un'infezione da ameba con un tumore in metastasi, il marito ci stava lasciando il fegato e ha rischiato di infettare l'intero reparto. L'abbiamo caricato in macchina con una flebo attaccata e ce lo siamo portati a Negrano. Siete praticamente scappati dall'ospedale. Scappati. Per avere la cartella clinica io ho dovuto minacciare di andare su coi carabinieri. Io e mio marito abbiamo fatto una lettera di quello che ci era capitato. Semplicemente che per 4 giorni non ha fatto altro che parlare di cancro con metastasi senza avere un riscontro in mano. Il chirurgo ancora lì e non è successo niente. Comunque mio marito è passato 1 anno e mezzo, lui è ancora in cura. Va bene? Perché non gli hanno fatto quello che dovevano fargli. L'altro tema che devo affrontare con lei è ovviamente quello anche altrettanto discusso, che è dell'occupazione di CL dentro la sanità. No, questo non lo tratto, mi faccia la cortesia. Questo no. Perché? Perché non voglio lavorare e fare dei commenti nell'ambito di un alleato istituzionale. No, questo non è. Ma non è un alleato, CL è un movimento, non è un partito politico. Insomma, non lo faccio, non rilascio dichiarazioni su questo. Non mi sembra corretto, chiediamo a CL di questa roba. Magari, però. Dai, chiediamo a Formigoni. No, facci bravo. No, mi colpisce che non voglia parlare di No, non voglio parlare CL, perché è scorretto, per me. Sì, lei mi dovrebbe dire, non è il vertice parla di CL. Dovrebbe dire, non glielo dico così perché sono onesto. Viene da pensare che CL sia più forte di un partito. Ora, con quali criteri vengono nominati i direttori generali degli ospedali poteva spiegarcelo il governatore Formigoni, ma ha preferito declinare. Rimane il fatto che dentro un ospedale a disposizione di un'intera valle frequentata da tanti turisti, le denunce di cittadini, medici esposti in procura sono messi a tacere da una perizia che, secondo chi l'ha fatta, proprio perizia non è.
Questioni odiose possono capitare in tutti gli ospedali, basterebbe affrontarle in modo trasparente, così si fa chiarezza e si evita di correre il rischio di rompere un rapporto di fiducia fra un'intera popolazione e un ospedale da 400 posti letto dove ci lavorano decine di bravi professionisti. A volte anche risanare le casse non è così difficile, basterebbe controllare, come dimostra l'esempio che adesso vedremo. A Milano, a un passo dalla stazione, c'è un oculista che dopo 20 anni di lavoro in ospedale, senza aver mai subito un controllo, decide di fare tutto da solo. Mi sono chiesto come avrei potuto controllare il mio lavoro. Ho telefonato alla Regione Lombardia per chiedere come facevano loro a controllare il lavoro dei medici nelle varie strutture ospedaliere.